Nel veneziano gli stipendi dei lavoratori sono superiori alla media veneta italiana, con una abissale differenza pari al 24% tra quanto guadagna un uomo e quanto guadagna una donna. È quanto emerge dal rapporto della Camera di Commercio, che si sofferma anche ad analizzare il salario dei giovani in base al titolo di studio conseguito. I ragazzi e le ragazze che escono con una laurea a 3 anni sono, da un punto di vista retributivo, sicuramente più penalizzati rispetto ai ragazzi e alle ragazze che completano il ciclo di studi con la laurea specialistica. In sostanza la laurea breve conviene poco, e conviene poco soprattutto se si considera che un 24enne con terza media guadagna 8.000 euro in più all'anno rispetto a un coetaneo che ha una laurea triennale in mano, almeno per chi abita in provincia di Venezia, dove per quanto riguarda il capitolo posto di lavoro si registra qualche altro dato singolare. L'occupazione femminile è aumentata notevolmente nel 2011 rispetto al 2010, l'occupazione giovanile è un po' scesa. La crisi c'è e si sente, come spiega Sergio Rosato, direttore di Veneto Lavoro. A Venezia purtroppo il 2011 è andato un po' peggio che nelle altre province, e soprattutto la cassa integrazione straordinaria, che vuol dire che ci sono imprese di una certa dimensione che non vanno bene.